L'ufficio cazzi e targhe, il signor Penini. Sì, bisogna, bisogna procedere a che cosa? Alla verifica delle varie targhe, dei numeri personali che devono essere apposti a tali targhe. Targhe di che? Delle macchine. Quali macchine? Che ne so, macchinari. Va bene? Ok? Naturalmente i numeri che vengono richiesti sono piuttosto personali, no? Piuttosto personali, e magari certe cose sono anche un po' troppo personali da dover essere dette. E le persone allora sono un po' ritrose e nascono situations comedy veramente situazionose, insomma. Io sono il signor Penini, Sì, dell'ufficio Cazzi e Targhe. Pronto signora, buongiorno, qui l'ufficio Cazzi e Targhe, sono il signor Penini. Senta, è per la targa. La macchina, lei è la titolare della macchina oppure suo marito? Senta, io il marito c'ha la macchina. Ecco, è suo marito titolare della macchina, ecco. Lei sa che bisogna cambiare le targhe? Noi stiamo telefonando a tutti, Senta, ma che sta dicendo? Monica, vieni un po' qua. Aspetti, ti passi mia figlia. Ah, sì. Guarda un po', bisogna cambiare le targhe, so che ha detto io, che sono spiegato. Pronto? Pronto, sì, buongiorno, qui l'ufficio Cazzi e Targhe, per la targa della macchina di suo padre. Cioè? Siccome vanno cambiate tutte le targhe, evidentemente forse non lo sa lei? Cosa? Non sa delle nuove targhe? Sì. Ah, ecco, appunto, vengono personalizzate con dei numeri personali. Ma non è facoltativo? No, non è facoltativo. Mi mandi una lettera e io provvederò. No, io devo farle qualche piccola domanda, se no mettiamo un numero noi, allora forse è meglio che un numero sia scelto da voi, personale. Qualche domanda su suo padre, se non è in casa lui, posso parlare con lei? Senta, a me chi lo garantisce che questo non sia uno scherzo? Guardi, questo non glielo garantisce nessuno, ma che posso fare? Più che dare la mia parola, non la mia parola. Scusi, ma io non ho mai sentito parlare di cose di questo tipo. Vedi, sapevo delle targhe nuove, ma non sapevo assolutamente di questa. Anch'io prima di trombare non avevo mai visto la fica, capisce? Questo è il punto. È evidente che bisogna prima che qualcuno ti informi e poi in qualche modo si arriva a sapere anche le cose, no? Lei mi sa che ha qualche problema. Io ho dei problemi? Sì. Io? Mi sembra che sia lei che non vuole rispondere. Che gente c'è di modo. Le ho fatto un paragone molto calzante, no? Come calza. Ma scusa, chi bisogna richiamarla, chi mi garantisce? Chi mi garantisce? Che sistema gli è codesto? Questo va a richiamare, La mamma, io sono una la figliola è ignorante. Poi arriva la figliola, chi mi garantisce? Chi me lo garantisce? Chi me lo garantisce? Pronto? Chi mi garantisce che lei sia veramente lei? E che suo padre sia veramente suo padre e che la macchina sia veramente la macchina. Ma ora che c'entra questo discorso, abbia pazienza, chi glielo garantisce? Anche a noi chi ce lo garantisce? Allora, se io non posso garantire, non può garantire nemmeno lei, ha capito? Io devo solamente chiedere qualche dato, io sto facendo il mio lavoro. Guardi, lei è sempre la moglie, quindi la mamma, ma mi passa ancora un'altra volta lei. Io la odio, non la sopporto lei. Lei è insopportabile, lo sa? Lei è insopportabile. Io sto lavorando, sa? Mi dia il suo numero di telefono. No, mi dia il suo numero di scarpe. Scusi, Lei ha veramente dei grossi problemi. Lei mi dà il suo numero di telefono? Io ho dei grossi coglioni, cara signora o signorina che sia, ha capito? E quindi si sono un po' gonfiati con lei, sono proprio gonfiati, ha capito? Sono gonfiati, perché io sto lavorando e siamo costretti a mettere dei numeri. Che però dovrebbero rivedere la sua posizione, perché usa dei termini così scurrili che non si dicono a una persona che lavora. Io rivedrei anche la sua di posizioni, casomai. In che senso, mi scusi? Lei non mi conosce? In che senso? È lei che sta chiamando casa mia, è lei che sta entrando nella mia proprietà, quindi non... Proprietà? Sì, certo. Lei è titolare di questa casa, di questo appartamento?
Lei è titolare dell'utenza telefonica? Certo. È titolare dell'utenza telefonica? Certo. Ah sì? Certo. Ah, lei è titolare dell'utenza telefonica? Questo è il mio telefono. Questo è, no, è il lei mio non numero di telefono. Lei, ma non è titolare dell'utenza, perché il titolare è suo padre, va bene? Noi abbiamo controllato, il titolare è suo padre, quindi è inutile che lei faccia tanto la casa non è intestata a lei. No, la famiglia non importa, lei sarà un erede, erediterà, ma spero più tardi possibile, lei è un erede, lei non ha nessuna titolarità, ha capito? E quindi se io metto 69 69 69 come numero di targa e tutti rideranno dietro a suo padre quando verranno questa targa, va bene? Va bene così? Va bene così? Lei ha dei grossi problemi. Le ho detto, c'ho dei coglioni che si mi stanno ingrossando sempre di più. Stanno curare, stanno per scoppiare. Oddio. Perché ha problema a darmi il suo numero di telefono? Mi spieghi questo allora? Ma io non ho nessun problema. Allora me lo dia. Ma qui le domande le faccio io, ha capito? Io le posso dare... Ma con quale diritto? Non ho capito, scusi. Mi dia il suo numero di telefono. Io la richiamo. Ah, lei richiama? Certo, subito. Troverà occupato perché noi stiamo telefonando a tutti in questo momento, sa? E che io ho il telefono occupato. Mi passo il suo collega allora. Le passo un mio collega, un attimo. Giuseppe? Dai qua, vero? No, parlaci te perché questa qui è irresponsabile, non lo so. Ah, non c'è Giuseppe? Romeo, vieni te Romeo, vieni, Romeo. Vieni, parlaci te. Pronto? Pronto? Sono Romeo Caldarotti, qui canti e targhe. Cosa c'è che non va? Mi può dare il suo numero di telefono? Certamente che do il mio numero di telefono. 28 28 28,28 è il numero dei becchi. Io non ho tempo da perdere. No, ma come ti permetti? È insopportabile, assolutamente insopportabile. Una persona così è insopportabile. Infatti io la richiamo per dirle che è insopportabile, basta, solo per quello. È insopportabile, insopprimibile. No, cosa vuoi sopprimerla? Purtroppo non si può. Però è insopportabile, sì. Insopportabile. Ecco, meglio così, guarda. Ci risparmiamo un altro contatto con una persona del tutto... Che è questa? Questa è la linea. Del tutto insopportabile. Mamma mia, che a volte le figlie, io ho notato che a volte le figlie sono proprio le peggio di tutte. No, veramente, certe figlie, madonna ragazzi, in casa mia, poi il nessuno nulla. Ma via, entro in casa sua, entro, io telefono. Che c'è? Dai, ora si comincia. Non so che roba è. Che mi danno? C'è nulla di buono qui, quando sono questi sonini. No, leviamoli per carità di Dio. Andiamo da qualcun altro, è evidente. Guarda, la musica si mette anche in posizione, la liquida proprio. Non mi viene a parlare di posizione, via. Mi è scappato fuori Romeo Caldarrosti. Ma te dimmi, il tuo numero di telefono? Vabbè, quello fa il becco di professione, 28. Ma io non lo so, la gente non sa niente. No, qui non c'è nessuno, credo di no. E come credo di no, vuol dire che proprio no. È per questo che faccio un altro numero. Piripipparpampippo. E vediamo. Ecco, per vedere si vede, per sentire forse dipende. Ecco, e ora arriva uno squillo. A sinistra risponde uno squillo. No, com'è? Sono a destra uno squillo di tromba. Pronto? Sì? Tromba? Prego? Tromba? Ha sbagliato il numero. Non è tromba? No. Chiava? Ma è scemo? No. Pipa? Ma non c'è da fare niente, scusi. Ma io vorrei tromba. Scusa, stavo dicendo tromba, ma, vediamo, forse, signora, ha detto, no, per dire, dirlo in modo più consono, forse
più accettabile, non so. Ma non risponde, peccato perché magari usando un termine più, capito, più leggero, non risponde, peccato. Peccato. Ricordate quando dicevo sempre peccato? Mi passano poi, sono quei tormentini che poi passano, ma ho fatto un altro numero già. Sì. No, perché a volte alle persone dice chiava oppure tromba e loro non sono contente. Magari usi un termine alternativo, un termine più scientifico, allora magari c'è pipa, no, pipa già, anche quello non va bene, capito? Pronto? Copula? No, ho sbagliato. No, come? È una domanda, signora. Una domanda. Cioè lei copula? Sì, che vuole? No, le ho chiesto sì o no, cioè la domanda è questa, lei deve rispondermi sì o no. Lei copula? No. Ah, no? È sicura? Sì, sono sicura. Copulava? Come? Copulava in passato? Comunava? Copulava? No, senta, vada a spasso. Sì, d'accordo. Signora? Ecco, se ne vada lei. Ma non copulava nemmeno. No, vedi, non va bene nemmeno se glielo dici per benino. Uno dice per benino, copula, lei copula. Io copulo, tu copuli, egli copula. Se l'arcivescovo di Costantinopoli, che c'entra? Ma torniamo all'ufficio cazzi e targhe che è meglio, guarda, perché la gente non copula la gente. Pronto? Sì? Sì, buongiorno, qui l'ufficio cazzi e targhe, per la targa della macchina. Quale macchina? Lei ha una macchina? È titolare di una macchina? Sì. Ecco, benissimo, la sua. Senta, per la targa nuova. Ma io ce l'ho Sì. già presa la targa nuova, lei ha sbagliato. No, momento, c'è un'ordinanza che cambia ancora le targhe sono adesso personalizzate, vengono aggiunti dei numeri che corrispondono a dei dati personali e noi stiamo telefonando a tutti. Ecco, le devo fare qualche piccola domanda per ottenere questi numeri che saranno per sempre solo i suoi, va bene? Sì, allora? Allora, lei quanto è alto? Io 1,69. 169, benissimo. Il suo peso? 79 kg. 79, questi sono proprio dati suoi personali. Ecco, lunghezza del pene. Senta, lei vada a pigliare per il culo da qualche d'un'altra. No, si parlava di pene, guardi, per la verità. Il culo esula da queste... Senta, sì, lei mi scriva e poi risponda. Arrivederla? Lei mi? Arrivederci? Ma lunghezza del pene? Signore? Signora? No, signora sarà la sua moglie. Allora non mi rompa i coglioni lei. No, i coglioni sono due, quello lo sappiamo già. Sì, allora vada in culo. Il culo, anche quello è uno oppure... Senta, testa di cazzo. Appunto, lunghezza del cazzo, mi dica. ma te dimmi, ma sei incazzato? Ecco, proprio questo suo tirar su la testa, devo dire che gli merita un'altra telefonata. Sì, è per forza. Ma mi ha detto quanto è alto, quanto pesa. Io credo che arrivati alla terza domanda. Pronto? Ah, pronto? Mi dica. Ma scusi, ma lei riattacca così? Io sto lavorando, lei lavora in un altro modo, senta. Ma lei mi ha offeso! Lei mi scriva tanti discorsi. Io non accetto nessuna telefonata di questa portata, d'accordo? Ma se ha risposto all'altezza e al peso, scusi. Sì, è ora del pene. Ci mandi la sua moglie per vedere quanto ce l'ho, l'altezza del pene. No, l'altezza, la lunghezza. La lunghezza, ci mandi la sua moglie, d'accordo? No, guardi, che io ci mando l'incaricato, Sì, ci manda No, è un maschio, mi dispiace. Sì, e allora ci mandi il maschio, sì. Se lei ha voglia di scherzare, non sa che fa rompere i coglioni alla gente. Signore, ma lei è molto sboccato, sa? Sì, e invece lei è mi fa ridere. Io ho detto pene. Accidenta il pene, Nini, e Dio lo sa. Lei ha detto coglioni, ha detto cazzo. Sì, Scusi, Ma
e sono sboccato parecchio, mi dica via. Ma lei oltre a sboccato deve essere anche sdentato. No, quello no, Ma assolutamente. Da come parla? Mi sembra senza denti, sa? Un accidentaccio. Appunto. Mi sembra di molto masticabrodo lei, sa? Sì. Sì. Senta, ma forse lei è eterosessuale? Sì. Per caso è eterosessuale? Sì. È sicuro? Sì, sono sicuro. È sicuro? Lo metta nella scheda. Come? Lo metta nella scheda. Allora, sì, ma questo non è un numero, noi abbiamo bisogno di numeri. Se non le piace quella domanda, gliene faccio un'altra. No, guardi, non me ne faccia nulla, capito? D'accordo? Faccio una domanda invece molto carina. Senta, quante passere ha visto nella sua vita? Visto intendo anche toccato, diciamo. Senta via, lei mi vuol dire venga al dunque, guardi. No, ora mi chiede di venire. Ma mi dice chi scusi, ecco? mi chiede di venire così d'amblè, scusi, non so se ce la faccio. Venga al dunque, venga al dunque. Al dunque, allora noi abbiamo 169 che è già un numero interessante come altezza, 79 di peso, ecco. Lunghezza del pene io sono costretto a mettere 5,5. No, ma anche 3,5. Ah, 3,5, sì, ma sì. In erezione, no? Sì, diamine. Ah, ho capito, quindi Certo. proprio un mini dotato lei. Sì, proprio. Però è eterosessuale, no? Sì. In che senso? Senta via, non mi rompa coglioni, guardi, mi sento anche male io. Ma che si sente male? C'ha una voce arzilla lì, Sì, lei. ma lei chi è? Mi vuol dire chi è? Sono il signor Penini dell'ufficio Cazzi e Targhe. Ah, ho capito. Capito, no? Ufficio Cazzi e Targhe. Cazzi e Targhe, sì. Ma lei non ha voglia di fare altro? Non No, c'è guardi, altro. io purtroppo mi guadagno la vita così, È sai? un bel guadagno. Sì, no, io vado avanti così. Beato lei, Lo sa, che- tutto quello che ho, caro signore, me lo sono fatto con queste cazzate. Bravo, ci deve avere Quel tanto. poco, allora. no, vabbè, Poco, di cazzate tante, guarda, se avessi veramente quante cazzate ho fatto, avessi il corrispettivo o in soldi o in possedimenti sarei straricco. Purtroppo sono molte più le cazzate, però Va insomma, bene, via. quel poco D'accordo, me lo sono ora ci fatto siamo con essi. capiti? Ci siamo capiti? Sì. Va bene, allora la prossima volta quando la richiamo se lo sarà misurato, giusto? Senz'altro. Mi raccomando, Sì. Usi il decimetro, tanto Ma non c'è bisogno di altro. Senz'altro. Arrivederla? Arrivederlo, bambino. Sì, però Auf Wiedersehen. lei mi ha dato di testa di cazzo, si ricorda? Sì. Lo ritira o lo mantiene? Non lo mantengo. Grazie, arrivederci. Troppo forte, fortissimo, ma come dire, ma forte, ma non fa. Che c'è? C'è che ho bello, è finito. Ho finito. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa un ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete